siamo alla Vetusta. Allora, gentile richiesta, oltre agli amici qua, ma anche agli amici di YouTube, grazie a Luca Pego che ha fatto il canale, siamo quasi a 2.600.000 visualizzazioni e non posso non dire, a gentile richiesta, la barzelletta del cavallo di via Podgora un po' anche riarrangiata. Allora, signori, come sapete, per i miei fan e per voi qua, signori, muore il cavallo in via Podgora. Via Podgora è una laterale di via Venezia. Chi non lo sa, è vero, esiste. Via Venezia. E muore un cavallo in via Podgora, un cavallo bianco grande. A un certo punto, lei dispostata il cavallo e uno chiama i vigili del fuoco. Il vigile del fuoco era che il caporetta era un barbotto. Aspetta, non è finita, no. Gli dice, si vigili del fuoco di buongiorno, buondì. Oh, volevi dire che lei un cavallo morto a strade, che sarebbe di venire a Tiolo perché blocca tutto il traffico. Se va bene mi dica la via, noi veniamo, prendiamo l'animale e lo portiamo via. Va bene, lei via e il vice, via Poscole, no! E chiude, non rimane lì. Innervosito si esercita via Podgora, chiama dopo 3 ore. Si vigila il fuoco di buongiorno, buondì. O so che il scemo di prima, volevo dire che il cavallo si pittata strade, come sono i frus che sono col cadavere, e salta in parzore de panze, e lei pericolosissimo, lei deve venire a portarle via, Dio buono. Sì, Ceruto, io capisco il suo problema, ma se lei non mi dice la via, non è che posso girare per Udine con l'autopompa. Mi dica la via, noi veniamo, puliamo, portiamo via l'animale. Sì, un momento. Siamo qua per lei, con calma. Sì, via poco. Via poco. Via poco. Via Poscole. No! E chiude. Che miseria, un nervoso, poveretto. Passa un pomeriggio. Vigili del fuoco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio ai miei ecco, allora vedete come lei è un problema serissimo. Che va sempre a strade, come i frus sono le vie, come sono un 15, 17, anzi 18 anni che rosano le bestie, a lei un odore vergognosissimo e nauseabondo. A lei di venire in bombe, Dio buono. Capisco il problema, adesso noi siamo qua con calma, noi adesso ci dice la via, non serve il numero, la via, noi veniamo, puliamo, schiumiamo e puliamo, sì, via po', sì con calma, sì, va bene, via po', via po', ma via Poscole, no! E chiudo. Signori passano, arriva la sera, cambio turno vigili del fuoco, si vigili del fuoco, buonasera. Buonasera alle balle. Io sono quel di Dutaldi, o sono finito, stracqua, che va sempre per la strada, come le prendi cudui e mossi, è una spusa di non poter stare. Dio buono, a lei di venire a portarlo via, così. Sì, guardi, allora facciamo una cosa, un momentino, io non lo capisco che le passo il collega del turno nuovo, veda con lui. Si vede di sto qua che ha rotto le balle tutto il giorno. Si vigili del fuoco, buonasera. Buonasera, amico Zan, Dio buono. Ho sono quelli tutte le mattine, sono sfinito, che va sempre per strada, come le prendi cudui e mostri, è un'espulsa di non poter stare. È una roba vergognosissima. Guardi Ceruto, un momentino le passo il collega, vediamo se mi capisce, io non l'ho capita, sì. Mi passi collega, Dio buono. Sì, mi dica, vigili del fuoco, mi dica la via. Via po', via po'. Via Poscole? Sì, o potessi venire a Tiolo là, lo hai striscinato a fin là.